Eccoci. La seconda parte, prima di affrontare la seconda parte di danze, vorrei presentare a tutti voi Filippo, che per oggi per la prima volta ha suonato con l'orchestra. Presentiamo anche l'orchestra che ci presenterà un brano, Aia che Conti, che è nel pieno durante per una prossima giornata stupenda. Vi ricordo la nostra orchestra stasera non è completo, ma pochi anni fa, 3 anni fa, sicuramente ha deciso l'11° lavoro musicale, l'11° CD, ed è stato un successo. Chi lo volesse avere come ricordo poi magari si rivolge a noi. Quindi l'orchestra di oggi è rappresentata da Mattia, Claudio, Raffaele, Massimiliano, Enrico, a Gagliardetto e Roberto. Grazie a voi l'orchestra con Aia di Conti. Eccoci di nuovo alla parte danze con la Roseale, danza delle rose, che con le sue figurazioni tenta di esprimere l'inno alla primavera, comprati i fiori che si schiudono al primo sole della primavera. Quindi a voi la Roseale, poi ci sarà la Staneglione, che ci è stata portata da immigranti nostri friulani che sono immigrati in Australia, che vivono in memoria queste movenze. Noi l'abbiamo messa in musica, sulla musica del nostro clarinetista dell'epoca, che era Adelino Antoniazzi, e ne abbiamo fatto una danza. Quindi le movenze sono autentiche, abbiamo 5 anni fa, la musica è leggermente più moderna, ma si parla sempre di 30-40 anni fa, ed è la Staneglione, noi l'abbiamo così. Per finire, le note meravigliose della quadriglia friulana, che vedrete accompagnerà all'inizio un gioco della mora dei maschi che verranno distolti dal gioco delle femminucce che non vogliono che gli uomini si perdano in queste cose così futili, ma si dedicano di più al lavoro di famiglia. Quindi la quadriglia per tutti voi chiuderà la serata. Grazie ancora.
Grazie all'organizzazione per averci dato questa opportunità di visibilità. Vi ricordo che il nostro gruppo è sempre operativo in zona e un appuntamento importante che vorrei lanciarvi è per quest'estate, nel mese di luglio, dal 18 luglio al 23 luglio saremo in giro per il Friuli con il nostro Festival Internazionale del Folklore. Quest'anno vedrà, oltre al nostro gruppo che farà una piccola presentazione, vedrà gruppi dagli Stati Uniti, dal Sudafrica e dalla Repubblica Ceca. Quindi le serate saranno a Fagagna, Cassacco, Pradamano, Basia di Prato, Campoforni del San Giorgio del Nogaro. Rimanete in contatto sui nostri social. Anche qui a Fiera troverete una sagoma che rappresenta 2 danzarini. Ogni anno la mettiamo qui grazie alla collaborazione con la città Fiera, quindi troverete tutte le informazioni. Vi aspetto tutti quanti il mese di luglio. Grazie, buona serata. Energia con DJ Tubet, rapper e produttore friulano con una profonda conoscenza della cultura hip hop che contamina con altri generi musicali quali il dub, reggae, world, estendendo i suoi confini verso il funky jazz e la musica friulana con un'attitudine spiccata per il freestyle. Attivo dal 98, è stato uno dei pionieri in Italia di pedagogia hip hop, portando le sue esibizioni anche in contesti scolastici. Ha ricevuto numerosi premi, tra i quali la vittoria Late International, ed è stato finalista italiano della gara di freestyle, tecniche